Il clima che si sta creando è che non c'è libertà di pensiero, che non c'è libertà di ricerca, che non c'è libertà di dissenso rispetto al pensiero dominante. Questo è sempre preoccupante. Nemmeno 24 ore dall'annuncio della radiazione del dottor Roberto Gava e c'è già un esposto pronto da portare in procura. Un caso diventato nazionale, quello del cardiologo finito nel mirino dell'Ordine dei Medici di Treviso per le sue posizioni critiche nei confronti dei vaccini e destinatario ieri del primo provvedimento del genere in Italia all'interno di questo fronte di dibattito. Il Codacons va all'attacco denunciando proprio l'Ordine dei Medici per violenza privata e abuso d'ufficio, per quella che definisce una caccia alle streghe, con una premessa d'obbligo. È chiaro che noi crediamo fermamente nell'utilità delle vaccinazioni, questo è chiaro. Dopodiché si pone una serie di problemi rispetto a quello che è successo sulla libertà scientifica di pensiero, sul rispetto delle idee, rispetto delle persone. Insomma, i vaccini sono fondamentali e necessari, dice il Codacons, ma radiare un medico per averne messo in discussione alcuni aspetti è diverso. Questo mi pare un risultato eccessivo e sul quale, appunto, perché non siamo noi giudici, l'esposto della Procura di Treviso dirà questo. Si prega il pubblico ministero di stabilire se esistono i presupposti per difendere il dottor Gava da questo atteggiamento personalistico, persecutorio messo in atto. L'Ordine dei Medici è stato chiaro: Gava ha violato le evidenze scientifiche, non ha tutelato la salute individuale e collettiva e l'ULSS-2 è intenzionata a sospenderlo dalla sua attività all'ospedale di Castelfranco. Dal suo studio di Padova non trapela nulla, ma a parlare alla sua pagina Facebook, dove la nota degli avvocati che annunciano ricorso è condivisa da oltre 3.000 persone. Un braccio di ferro che trova il Codacons alleato sulla questione di principio, ma anche su un aspetto concreto. Quello che abbiamo contestato in altri contesti, e da tempo siamo in polemica anche col Ministero, è che si obbliga a una vaccinazione cosiddetta esavalente rispetto alla vaccinazione, alle 4 vaccinazioni che sono obbligatorie per legge. Ecco, per esempio, la nostra Costituzione dice, articolo 32, bellissimo, dice nessuno può essere sottoposto a un trattamento medico, quindi sanitario come anche la vaccinazione, contro la sua volontà, salvo che per legge. E allora la legge prevede 4 vaccinazioni, se ne facciano 4 e non 6.